Pensiamo che sia il momento ideale per porre la questione della riorganizzazione dell'assistenza territoriale. Noi non siamo contrari alle case della comunità, poniamo il problema in altri termini. Noi diciamo come FIMG Veneto che arriviamo alle case della comunità dopo che abbiamo risolto i problemi della periferia della regione. Abbiamo ancora il 35% dei medici che lavora da solo, senza personale né amministrativo né infermieristico. Questo è inaccettabile. Noi diciamo che va riorganizzata l'assistenza territoriale dando ai medici adeguate risorse, soprattutto di personale. Solo in questo caso, attraverso la strutturazione dal medico che lavora ancora da solo nel suo studio, alla medicina di gruppo integrata, noi possiamo dare contenuti e obiettivi di salute alle case della comunità. Questo è un percorso che noi vogliamo venga svolto dalla politica insieme alla medicina generale, perché è indispensabile per incamerare in termini di efficacia anche i finanziamenti del PNRR. Rischiamo, se no, di avere delle case della comunità assolutamente vuote